Presidente della Camera di Commercio di Cagliari, Giancarlo De Ida. A lui risolgiamo due domande molto semplici. La prima è: in questa situazione, lei ha detto, lo tsunami della crisi economica planetaria, la situazione sarda e della provincia di Cagliari in particolare. Ma noi abbiamo una situazione diversa, abbiamo sempre detto, Isola qualche volta può essere un momento di, non dico di vantaggio, ma probabilmente di riflessione diversa. Lo tsunami ha colpito ferocemente tutto il continente. Passato da un continente ad altro, l'isola vuol dire che è difficile attraversarla, stiamo riflettendo. Potrebbero esserci in queste circostanze dei momenti di assestamento per cui la grave crisi non arriva ora, vuol dire che ci dà più tempo per riprogrammare, riflettere quelli che sono i nostri punti di forza e su quelli puntare. Il ruolo della Camera è cercare di vedere quali sono i punti di forza che ci consentono di vedere a breve, questo è importante, a breve, se questa crisi è una crisi che sta finendo oppure ce la porteremo avanti fino al 2019. Allora vuol dire che ci sarà bisogno di una riconversione. Ecco, per quanto riguarda i punti di forza, noi abbiamo avuto qualche problema, per esempio nel settore turistico alberghiero, nonostante ciò dalla sua relazione si evince che è a retto. Può essere ancora un settore trainante per l'economia della nostra provincia in particolare? Ma noi crediamo di sì. Qui c'è bisogno probabilmente di un'iniezione nel mondo del credito. Abbiamo analizzato il fenomeno, abbiamo detto che dobbiamo migliorare la qualità dei servizi. La competizione non può essere per un'isola come nostra, che non può fare grandissimi numeri e quindi ha bisogno di tutelare il proprio territorio, quindi ha bisogno di avere strutture di dimensione media, non enormi, e quindi deve mettersi in rete. In questa occasione vuol dire che deve creare delle situazioni distributive organizzate, deve fare più qualità nei servizi nella formazione. Ecco, su questo l'impegno della Camera, di essere più presente attraverso le informazioni dove si formano quelle figure professionali, che non sono soltanto personale di bassa forza che sta nelle cucine o qualificato che sta nelle sale, ma anche quelli che poi studiano il prodotto da vendere, studiano l'accoglienza, studiano il divertimento. Noi il congressuale qui a Cagliari potrebbe avere una grande occasione, poi ci rendiamo conto che in qualche momento siamo deficitari, perché quando si viene a fare un congresso poi bisogna anche nei momenti di pausa farli divertire, e in questa situazione forse sono più forti i francesi ancora. Dottor Dida, in questo convegno si è parlato molto di innovazione, se ne è parlato come innovazione a 360 gradi. La Camera di Commercio è impegnata su questo fronte, questo è l'anno europeo dell'innovazione e della creatività, ed è stato evocato il rapporto con le università, anzi abbiamo avuto la presenza del prorettore significativa e lei l'ha sottolineato nelle conclusioni. Ecco, qual è il punto di vista della Camera su questa questione? Ma la Camera questa scelta l'ha fatta nella sua programmazione, non grandi cifre, ma abbiamo messo a disposizione 300.000 euro proprio soprattutto sull'innovazione. Abbiamo contatti continui con il mondo dell'università, ma siamo stati in qualche modo negli anni trascorsi un po' disattenti, forse pensavamo a momenti di sviluppo in maniera diversa. Ecco, oggi quando accennavo a un momento di riflessione, nasce proprio da questo. Il mondo dell'università, abbiamo detto anche oggi, no? Pensa a progetti che poi abbiano ricadute immediate, non è la grande ricerca, c'è anche quella, ma piccole cose che riguardano e poi possono essere utilizzate nel nostro mondo dell'agroalimentare, nel settore delle piccole aziende che hanno bisogno di fare questo salto. E quindi chiaramente noi dobbiamo ragionare con l'università, ma noi abbiamo sottolineato, dice noi vogliamo, dall'altra parte da rappresentante del mondo delle imprese anche noi vogliamo e abbiamo questa necessità. Un'ultima battuta, lei la Camera di Commercio l'ha definita la casa delle imprese, un messaggio per i nostri imprenditori positivo? Casa delle imprese vuol dire non solo quel luogo dove sbrighiamo le pratiche di tutti i giorni, ma perché argomenti di dibattito come quelli di oggi, interessanti, vuol dire che si devono ripetere, ma l'obiettivo di questa Giunta, l'obiettivo di questo Consiglio che è nato negli ultimi 2 anni intorno alla Camera di Commercio è che questi momenti di riflessione avvengono più spesso. Oggi a 360 gradi per quanto riguarda l'economia di tutta la provincia. Il dibattito sarà nei prossimi mesi su fenomeni specifici, quindi ritrovarsi qui, almeno da una parte, le imprese con i loro problemi,
analizzandole a fondo e chiamando dall'altra parte del tavolo chi forse ha le risposte, no? E il ruolo di cerniere è proprio quello della Camera di Commercio.